Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Se m'accogli al numero 53. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai. Chiedo solo di restare accanto a te. Sono ricco solamente dell'amore che mi dai, e per quelli che non l'hanno avuto mai. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, e per sempre la tua strada, la mia strada resterà, nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi la Chiesa ci presenta un campione nella fede e ci chiede di metterci in cammino insieme con Lui per raggiungere il regno dei cieli. Fiduciosi allora ci apprestiamo a celebrare questa Eucaristia chiedendo innanzitutto il suo aiuto e il suo perdono. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Custodisci nel tuo popolo, Signore, lo spirito di colui che ha ricolmato il Vescovo San Carlo, perché la Chiesa si rinnovi incessantemente e, conformandosi all'immagine del tuo Figlio, manifesti al mondo il volto di Cristo Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi pur essendo molti siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia la eserciti secondo ciò che detta la fede. Chi ha un ministero attenda al ministero, chi insegna si dedichi all'insegnamento, chi esorta si dedichi all'esortazione, chi dona lo faccia con semplicità, chi presieda con diligenza, chi fa opere di misericordia le compia con gioia. La carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non nutrite desideri di grandezza. Volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Parola di Dio.
Custodiscimi, Signore, nella pace. Custodiscimi, Signore, nella pace. Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Custodiscimi. Io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Israele attenda il Signore da ora e per sempre. Alleluia, 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 alleluia. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Signore. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo uno dei commensali, avendo udito questo, disse a Gesù: beato chi prenderà cibo nel regno di Dio. Gli rispose: un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, è pronto. Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e devo andare a vederlo, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse: mi sono appena sposato e perciò non posso venire. Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi e lizoppi. Il servo disse: Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto. Il padrone allora disse al servo: esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, perché la mia casa si riempia. Perché io vi dico, nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena. Parola del Signore. Le letture che sono state scelte per fare memoria di San Carlo, ecco, incarnano in modo particolare quella che è stata un po' il motto che ha accompagnato questo vescovo, quello dell'umiltà. Umiltà però operativa, non quella che si nasconde. Quell'umiltà che dice: mi è stato affidato un compito, lo metto in pratica. È quel servo del Vangelo che si impegna ad andare in giro per le strade e per le piazze a chiamare più persone possibili perché possano entrare nel regno dei cieli. Questo lo ha vissuto San Carlo, incarnandolo fino in fondo, proprio perché dall'alto forse della sua capacità intellettuali come studente, come studioso, si è impegnato perché tanti fossero formati, perché tanti conoscessero la bellezza dell'incontro con il Signore. Ha fatto in modo di formare tanti educatori, tanti sacerdoti, in maniera tale che potessero andare a loro volta ad annunziare il Vangelo, ad invitare
tutti quanti al banchetto del regno dei cieli. È un invito che viene rivolto quindi anche ad ognuno di noi. Abbiamo dei doni, abbiamo delle capacità. Ci è stato chiesto di fare un servizio, facciamolo fino in fondo e anzi mettiamoci qualcosina in più, quel pizzico di sale che è il sapore che solo Cristo è capace di dare. Mettiamoci a servizio del Signore, vedremo che il Signore non tarderà a mandare la sua risposta, a fare in modo che tanti vengano a conoscerlo, ad amarlo e soprattutto a lodarlo. Ecco che allora insieme ci facciamo prossimo l'uno dell'altro e facendosi prossimo insieme arriveremo davanti al volto di Dio come San Carlo. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con bontà, o Signore, i doni che portiamo al tuo altare nella memoria di San Carlo. Come l'hai reso glorioso per le sue virtù e per il vigile servizio pastorale, concedi anche a noi, per la potenza di questo sacrificio, di abbandonare in frutti genuini di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona, giusta, renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il santo pastore San Carlo ha portato alle genti l'annunzio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Dino, dei defunti della famiglia Fabris, Augusto. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, il Santo che ricordiamo oggi, Sant'Ambrogio, San Leopoldo, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati da quell'unico Spirito che il Signore Gesù ci lascia in dono, e sull'esempio e la testimonianza di San Carlo possiamo dire insieme: Padre nostro, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. I nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Il Signore è il mio pastore, al numero 57. Il Signore è mio pastore, nulla manca ad ogni attesa, in verdissimi prati mi pasce, mi disseta placide acque. È il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida, per amore del santo suo nome. Dietro a lui mi sento sicuro. Pur se andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male, perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo incastro. Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici, e di olio mi ungi il capo, il mio calice colmo di ebbrezza. Bontà e grazia mi sono compagne, quanto dura il mio cammino. Io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni. Preghiamo. La partecipazione ai santi misteri, o Signore, ci comunichi lo spirito di fortezza che rese San Carlo fedele nel ministero e ardente nella carità verso i fratelli. Per Cristo nostro Signore. O Dio, tu manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono. E hai voluto che San Leopoldo ne fosse tuo fedele testimone. Per i suoi meriti concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
Santa Maria del Cammino. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai, Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme
Produciamo da sempre i migliori articoli per i tuoi sogni. Il tupper è parte integrante del nostro letto. Ampia gamma confezionata con materiali di ogni caratteristica. Da Fedars col calore, il tessuto cambia colore. Materassi a molle o schiumati per uso privato, turistico o assistenziale, nelle versioni anallergiche, spoderabili, lavabili, anche su misura. Guanciali e biancheria, prodotta soprattutto con materiali senza impatto ambientale. Reti ortopediche e motorizzate, ampia scelta di poltrone relax, motorizzate, massaggianti, per la mobilità ed il comfort delle persone anziane. Produzioni per roulotte e camper. Possibilità di richiedere sopralluogo di un nostro tecnico per consulenza e misure. Pagamenti rateali senza interessi, anche per persone anziane. Produzione e vendita diretta al pubblico. A Legnaro. Rive, la rassegna internazionale di viticoltura ed enologia. 5, 6 e 7 novembre, Fiera di Pordenone. Registrati gratis su exporive.it. Amici, un saluto a Giuseppe De Vitis. Estate di San Martino anticipata? Direi proprio di sì. Risveglio con foschie e nebbie sulle pianure del Veneto, dell'Emilia Romagna, soprattutto attorno all'Asta del Po, verso la bassa, per intenderci. Però poi in dissolvimento sole dappertutto, quindi una stupenda giornata, un martedì meraviglioso. Però sì, mite è chiaro perché ci sarà un gran sole, ma non avremo temperature particolarmente esagerate. Vedete, in serata cielo stellato, tarda sera e notte tornerà un po' di foschia.